buon pomeriggio e benvenuti alla Pala Torino. Un saluto da Matteo Bonacorsi. Va in scena la 19ª giornata di Serie 2 Elite Girone B e Lazio Defender Giovinazzo. Ferraro ancora, grande traccia del brasiliano. Ferraro, Lupi! Di Capua ci mette la manona. Kaique da Silva si fa gigante su quella zona del campo. Lupi di Capua ancora. Va a ripartire Di Benedetto, lo chiudono in due, tutto regolare. Portuga, stop. Portuga! Passa avanti la Lazio con il mago. La prima volta al Pala Torino è 1-0. Divanei. Cutrignelli di prima per Fanfulla e si gira e calcia. Di Fonso, Marolla, Portuga gli strappa via il pallone, vince anche il duello. Portuga, Sirio di Capua. Kaique per Lupi, di Capua ancora, Dal Lago segna ancora la Lazio e 2-0 segna Lorenzo Dal Lago. Questa volta nulla ha potuto Ernesto Di Capua. Prova a uscire fuori la Lazio, brivido per Divanei, sbaglia poi il Giovinazzo con il mancino secco di Kaique da Silva e 3-0 per la Lazio. Piscitelli prova a chiuderlo Pilloni, occhio perché la porta è vuota e Stefano Pilloni mette dentro il 100° gol in campionato della Lazio. Parte da fuori Lupi, il pallone dentro, ancora per Lorenzo Dal Lago e manita della Lazio. Un primo tempo non da difendere Giovinazzo, qui intanto col mancino tenta Divanei, bravissimo Gatto. E può battere ora, no, andrà al numero 8, va col destro, di poco fuori. Qui seguiamo l'azione di Fonso, Fanfulla, Divanei, vorrebbe il mancino, non glielo concede Kaique da Silva. Di Fonso, Gatto con la faccia, poi Di Fonso, tunnel sul brasiliano, ancora Di Fonso, fuori, esce Ferraro, Di Fonso prende la via centrale, percussione, Fanfulla, il pallone passa e c'è il gol del Defender Giovinazzo. Ha segnato Flavio Fanfulla. Di Fonso, ancora Divanei, stop, calcia, Gatto questa volta. C'è sul punto di battuta Di Fonso. Movimento di Cutrignelli, alza la parabola per il mancino secco di Divanei che segna il secondo gol del Defender Giovinazzo. Questo secondo tempo un po' con il freno a mano tirato. Kaique da Silva, sbaglia anche lui per la Lazio, il destro di Cutrignelli. Ispirato in questo secondo tempo il 10 e si vede ancora Di Fonso, arriva sul fondo e Gatto. Di Benedetto, stop e calcia! Il pallone che non va dentro, se l'è divorato Divanei, non passa su Kaique, è un 2 contro 1, Sirio alla manovra, Sirio, Divanei, Sirio una seconda chance, Sirio alza il pallone con Kaique, Pilloni limita Di Benedetto, Di Fonso, ha tentato il palo lontano il numero 10, Divanei, Stanche si gira e palo, colpisce il palo Nunes Stanche, Di Fonso. Vorrebbe una maglia amica, costretto ad andare all'indietro la Giovinazzo con Kaique da Silva che gli strappa il pallone e lo mette dentro. Altro gol della Lazio, il secondo di Kaique da Silva e 6-2. Bucata ancora la scelta di Menini. Dopo il palo di Tanche arriva il gol di Kaique da Silva. Tutti gli spazi necessari la Lazio. Ruota il possesso invece il Giovinazzo e trova il gol con Tanche, assist di Cutrignelli per il terzo gol dei biancoverdi. E poi Gatto ad accelerare il contropiede della Lazio con Kaique da Silva, palo, Lupi! Mette il punto esclamativo al match, il capitano della Lazio, come sempre Jacopo Lupi, è 7-3. Suona la sirena, la Lazio vince, si prende il big match contro il Defender Giovinazzo, aggrappa la New Taranto al terzo posto a quota 37 e si porta a -3 dal Sulmona.